Una buona serata gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Saluto subito il Vice Sindaco del Comune di Padova, Andrea Michalizzi, ospite nei nostri studi. Buonasera Vice Sindaco. Buonasera a tutti. Ricordo invece a voi telespettatori le modalità con le quali potete interagire con noi. Ci potete mandare un SMS al 345 334 1171 oppure potete scriverci all'indirizzo mail il sindaco risponde @gruppotv7.com. E allora questi sono i canali con i quali potete dialogare con la nostra trasmissione. Vice Sindaco, veniamo subito a noi e non possiamo che cominciare con la strettissima attualità, insomma notizia delle ultime ore che ha fatto il giro praticamente di tutto il paese. La Procura di Padova ha impugnato 33 atti, che insomma atti di nascita dal 2017 di fatto ad oggi, con i quali erano stati iscritti all'anagrafe di Padova bimbi figli di coppie omogenitoriali. Fa specie che per l'unico caso, per il momento almeno nel nostro paese, la norma sia stata interpretata, per così dire, dalla Procura in maniera retroattiva, cioè si è andati a contestare in qualche modo, a chiedere al Tribunale di intervenire annullando questi atti anche prima rispetto a quelle che erano state poi le ultime interpretazioni e poi la stretta che c'era stata anche con il governo Meloni da parte del ministro Piantedosi a marzo aveva fatto molto discutere. Allora, cominciamo da qui. Vice Sindaco, le chiedo la vostra reazione. Palazzo Moroni come ha preso questa notizia che in qualche modo già, insomma, per così dire, la si poteva prevedere, ecco. Noi abbiamo preso posizione subito al fianco delle famiglie omogenitoriali e anche evidenziato questo caso di bambini che vedono anche una situazione che poi discende nelle loro situazioni, fratelli che non sono più fratelli. Ho un caso, lo abbiamo detto anche in qualche trasmissione fa, proprio nella scuola materna dove è iscritta mia figlia, che frequenta mia figlia, quindi due suoi compagni di classe. Non possiamo immaginare una comunità, una società che discrimina i bambini, dove ci sono bambini che sono di famiglie di serie B rispetto a bambini che sono di famiglie di serie A, e non possiamo far ricadere su di loro quello che è un dibattito che, a mio avviso, l'ha detto bene oggi il Sindaco, sta diventando troppo ideologico. Io spero che gli organismi di garanzia del nostro Paese, che tutelano l'uguaglianza in nome anche della Costituzione, insomma, possano sanare, insomma, la situazione di queste 30 famiglie. Noi intanto ci siamo, come dire, apertamente schierati dalla parte dei diritti di chi decide di creare una famiglia, e lo ha fatto con l'ordinamento giuridico esistente, ma alla base di affetti che oggi, guardate, ognuno può avere il punto di vista che vuole, ma non possiamo mettere confini agli affetti, all'amore, ai progetti di famiglia che le persone legittimamente si sono costruiti. Oggi una legge che va a ripescare anche equilibri costruiti, relazioni costruite, famiglie costruite fino adesso, e va a dividerle, bambini che devono cambiare nome, fratelli che non sono più fratelli. Oggi è il caso di una mamma che si chiedeva: ma mio figlio cosa fa? Io sono malata, diventa orfano e non è più riconosciuto dall'altro genitore con cui io sono unità civile. Anche perché, scusi se la interrompo Vice Sindaco, in una nota la Procura scrive: essendo che i bimbi in questione, la bimba in questione, perché di fatto a ieri sera era stata notificata solo un atto ufficiale da parte della Procura, però si sa già che da qui a pochi giorni arriveranno anche tutti gli altri. Però in una nota la Procura scriveva: data la giovane età della bimba in questione, nemmeno 6 anni, in qualche modo non riteniamo ci possa risentirne così tanto, ok? In realtà all'atto pratico le questioni sono diverse, perché
Per esempio, la madre non biologica non potrà andarla a prendere all'asilo o a scuola senza una delega scritta, per esempio, oppure non potrà, in caso di un'emergenza medica, avere informazioni dai medici sullo stato di salute della figlia. Siamo in debito di una cosa, prima di farle commentare questo ragionamento che ho appena fatto, spieghiamo bene magari anche per i nostri telespettatori che non lo sapessero. Si tratta di figli nati in seguito a fecondazione eterologa, che nel nostro paese è consentita solo per coppie eterosessuali, quindi non per coppie omosessuali. Per fecondazione eterologa si intende quando l'ovocita o lo spermatozoo o entrambi sono donati e quindi non sono, per così dire, dei genitori. Ecco, ebbene, nel nostro paese è stata riconosciuta da qualche anno la fecondazione eterologa, ma solo per le coppie eterosessuali, non per quelle omosessuali che invece la devono fare all'estero. Ecco, su questo ragionamento di cui stavamo discutendo poco fa, Vice Sindaco, i diritti vengono di fatto a mancare, cioè non si può dire che non vengano a mancare i diritti. No, chiaro, io non voglio mettermi in polemica con un organismo dello Stato, rispetto. Io mi auguro che la nostra democrazia abbia strumenti per stabilire tutele di uguaglianza verso famiglie e persone che subiscono, come dire, un indirizzo politico da parte del governo che in questo momento li sta discriminando. Quindi, però, non possiamo dire che un bambino di 6 anni non percepisce come dire, il rapporto che ha costruito con la sua famiglia. Io ho una bambina di 5 anni, ma chiunque è genitore sa benissimo che questa è un'età come dire, dove i figli sono assolutamente in grado di comprendere i rapporti che si sono creati, difficilmente riuscirebbero a comprendere una rottura obbligata da una disposizione di questo governo che costringe 2 bambini di 6 anni a non essere, per esempio, più fratelli, a dover cambiare nome. Allora, se fino in questo momento un sistema di regole e di garanzie ha determinato questo, non possiamo togliere a questi bambini questo diritto, a questi bambini e a queste famiglie che hanno costruito un progetto intorno a queste possibilità. Quindi io mi auguro che il dibattito vada, come dire, esca dai binari, come dire, ideologici, la politica si metta, come dire, una mano sul cuore e si prenda in considerazione il fatto che ci sono delle vite anche in situazioni anche di fragilità in gioco. Ecco, io sono orgoglioso di un sindaco, Sergio Giordani, che su questa vicenda ha preso posizione in modo netto, senza come dire, prendere posizioni politiche. Oggi il dibattito sembra più legato ad altre questioni, ma guardando in faccia, guardando negli occhi le persone che poi vengono colpite da questi provvedimenti. Sentiamole allora le parole del sindaco di Padova Sergio Giordani, che abbiamo raggiunto con i nostri microfoni proprio questa mattina, insomma, e quindi sentiamo cosa ci ha detto il sindaco. Penso che sia un atto dovuto per la legislatura, per cui mi aspettavo, non sapevo quando, ma io sono tranquillo, sereno, non ho nessun problema, nel senso, per carità, loro fanno il loro lavoro, io l'ho fatto, me l'ho detto ancora in aprile, per mia coscienza, per cui non posso pensare di dire bambini e bambine, da serie A a serie B, non esiste, per cui tranquillo, sereno, non è la battaglia contro nessuno, no. Io chiedo solo che il governo magari faccia chiarezza a questo punto, mi sembra doveroso. Non hanno fatto tanti sindaci di colore diverso, io vi ricordo sono un civico, hanno fatto di colore diverso, per cui non è una battaglia contro qualcuno o fuori qualcuno. Io spero che sia all'inizio, che venga fatto chiarezza, punto. Penso che la magistratura fa il suo mestiere, per cui vediamo che risultati dà. So che stanno arrivando tutte raccomandate alle mamme, una alla volta, per cui le mamme sono agitate, io consiglio di stare tranquilli e sereni, vediamo cosa succede. Ovviamente noi non vogliamo banalizzare una questione che è ovviamente molto complessa, ovviamente molto delicata, e questo processo che dà la possibilità, insomma, anche alle coppie
omosessuali di essere genitori ovviamente è una rivoluzione epocale che ha cambiato e cambierà il corso della storia, quindi lungi da noi voler banalizzare, credo che qui più che altro ci si stia focalizzando su orientamenti differenti che cambiano con la maggioranza politica nel nostro Paese, quindi è veramente il momento che si legiferi su questo, perché forse è giusto anche mettere un punto sul quale poi partire. Sicuramente, prendendo atto di una situazione che comunque sta nelle cose, ma io non voglio pensare che sia una questione di posizioni politiche, pur avendo, come dire, anch'io le mie ovviamente. Bene, prima le parole del sindaco chiariscono anche bene una cosa: la magistratura su questo fa come dire, il suo mestiere e interviene su le disposizioni che dà il governo. È il governo che deve mettere mano a questa cosa. Io non credo che i paesi in cui si riconosca un futuro e una possibilità di organizzare una famiglia alle coppie omosessuali siano paesi retrogradi e arretrati, perché sono, come dire, tra i paesi più avanzati del mondo. Ultimamente abbiamo sentito anche il governatore Zaia avere posizioni, come dire, di grande apertura, dicendo che sulla partita dei diritti civili e sul riconoscimento dei diritti alle coppie omosessuali anche il centrodestra, anche la Lega deve fare un passo in avanti. Uso le parole del presidente Zaia per dire che secondo me dobbiamo saltare gli steccati politici e guardare in faccia una realtà che è oggi, è già nelle relazioni che abbiamo, nei compagni di scuola dei nostri figli, i nostri figli che già vedono come una situazione, come dire, di assoluto, cioè la leggono anche in modo, come dire, diversi, ma anche le nostre amicizie, i nostri coetanei. Sono i paesi più avanzati anche economicamente, socialmente e industrialmente che hanno anche posizioni più avanguardiste rispetto a questo tema. Noi stiamo seguendo invece come dire, il filo un po' di paesi che invece lo sono meno. Ecco. Io credo che sia tempo di superare gli steccati politici, guardare nei fatti la realtà e dare a ciascuna persona la possibilità di potersi costruire un proprio futuro e una propria famiglia, a prescindere da chi sia questa persona. Prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con il Sindaco Risponde. Vi do però, prima di salutarci per pochissimi minuti, ancora i riferimenti per poter interagire con la nostra trasmissione: 345 334 1171 l'SMS, email il sindaco risponde @gruppotv7.com. Allora, come detto, ci fermiamo veramente per pochissimi minuti, torniamo subito dopo con il Sindaco Risponde.